Presumi che ci contattino, Vincenzo, è da mo' che ci hanno contattato. Sono almeno 50 anni che gli extraterrestri ci hanno contattato e che hanno regolari rapporti con noi. Da varie aree dell'universo. È normale che la giovane Fratelli d'Italia faccia cori a favore del cioè, io mi preoccuperei del contrario. Se vedo uno dei Fratelli d'Italia sfilare al 25 aprile dico ma che cazzo sta succedendo? E proprio il mondo e Vittorio Le Rolle. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Libertà e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti. Oggi è un giorno particolare perché oggi è il 1° dicembre del 2025 e ieri, il 30 novembre, era il 3° anniversario dei Barbari Eleganti, perché il 30 novembre del 2022 è andata in onda la prima puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Insieme a me, quel 30 novembre, anzi no, io non c'ero quel 30 novembre, ero da un'altra parte. Il 30 novembre... È un concerto peggiore di quelli di Vasco Rossi. Non è vero. Almeno una volta nella vita bisogna andare a vedere Max Pezzali comunque. Il 30 novembre del 2022, qui in questo studio, c'era lui, il perno centrale di questa trasmissione, colui che è sempre rimasto qui tranne un breve periodo e che senza di lui questa trasmissione non si chiamerebbe Barbari Eleganti. Il solo e unico Vittorio, cugino Pablito Las Mujeres, le donne. Beh, esattamente, infatti lasciatemi dire che oggi io sciopererò per un fatto grave e increscioso che è avvenuto. Uno sciopero perché mi era stato promesso per il 3° anniversario dei Barbari Eleganti l'arrivo di un uomo vestito da Marilyn Monroe in costume che avrebbe dovuto cantare Happy Birthday come ha fatto Marilyn Monroe per il presidente John Fitzgerald Kennedy. Dato che questo non è avvenuto, io oggi sciopererò. Questo qui sarà l'ultima cosa che dirò per tutta la trasmissione, anzi inviterei di chiudere oggi in segno di protesta, di sciopero. Ci vediamo la settimana prossima. Da me è tutto, seguite Crossroads il giovedì dalle 3:30 alle 4:30 e abbiamo finito. Grazie a tutti. Allora, insieme al cugino Vittorio è tornato anche, come ormai anche lui conduttore fisso di questa 4ª stagione, quello che ormai alle cronache e anche questo sabato quando arriveremo in un certo aeroporto in Medio Oriente verrà identificato come Signor Talebano. Buonasera. Buonasera a tutti. Come potete vedere, per me oggi è una giornata di lutto. Mi sono vestito di nero apposta per l'occasione perché pensare che questa trasmissione abbia compiuto 3 anni e non sia ancora stata cancellata, ma soprattutto tu e Vittorio siete ancora a piede libero senza nessuna querela, trovo che sia vergognoso. Io ribadisco per l'ennesima volta di cancellare questo programma e invito i gentili spettatori a chiamare per insultarci e soprattutto a chiedere davvero la cancellazione della trasmissione. Ma non è vero, assolutamente non è vero. Sì. Per festeggiare i 3 anni dei Barbari Eleganti ci è arrivato l'audio di Gaz. Noi è da tanto tempo che non avevamo un audio di Gaz. Finalmente ci è arrivato, non l'ho ascoltato neanche io, quindi sarà assolutamente una sorpresa e direi di mandarlo subito, così i nostri gentili ascoltatori potranno gioire per il giubilo di Gaz per questo 3° nostro anniversario. Possiamo mandarlo? Bene. Viktor Orban non nasconde la sua stretta relazione Sento qualcosa in cuffia. Sento qualcosa in cuffia. No, aspetta, arriva da qua. Ok, ce l'abbiamo.
Buon compleanno Barbari, che meraviglia ragazzi, io mai avrei pensato che arrivassimo a questo punto e devo dire che comunque Radio Libertà è veramente una radio coraggiosa, libera, ma soprattutto aperta e inclusiva, Autolesionista. perché accogliere i Barbari Eleganti diciamo che ci vuole tanto coraggio e lo può fare solo chi fa tanto volontariato, insomma. Però ecco, al di là di questo, insomma, io volevo semplicemente darvi un saluto, ma allo stesso tempo ringraziare il buon Marco Rubeo, perché veramente si è dimostrato meglio di Cruciani. Ma cosa Devo dici? dire che Marco è un bravo ragazzo, meglio di Cruciani. Ma cosa stai dicendo? Ma non facciamo in un nomi paese altrui. serio, in un paese molto democratico, che non è il nostro, chiaramente, per le sue sparate sarebbe finito in un gulag insieme al buon Vittorio Le Donne. Ma cosa c'entro io? Perché, Ma perché? ricordiamoci, Vittorio Le Donne in confronto è proprio un ergastolano. Ma è impazzito, E quindi sta delirando sarebbe finito Gazzola? a sua volta in un gulag ancora più grande rispetto a quello di Marco. Comunque, al di là di ste cazzate, volevo solo fare una riflessione. È un mondo al contrario. Cioè, lo vediamo, l'abbiamo visto, lo vedremo. Abbiamo avuto tante volte modo di vederlo. Perché poi è veramente allucinante quello che ho visto ieri. Cioè, dopo l'assalto alla stampa da parte di 4 deficienti, diciamo anche neofascisti, ci mancava solo la giustificazione da parte di quella donna molto simpatica e molto carina di nome Albanese. Ecco. Franci Le Piriota. E che dire, io sono veramente imbarazzato da quelle parole. Ritengo che una così debba essere presa a calci in culo dall'ONU, perché veramente è una roba allucinante già solo sentirmi parlare. E mi domando che fine abbiamo fatto invece tutte quelle persone che prima la giustificavano e che oggi zitti smettono ma continuano a farlo. di lodarla, perché si sono resi conto delle cazzate che hanno fatto in passato dandole corda. Quindi è una vergogna, è un mondo al contrario, però al di là di questo meno male che ci sono i Barbari Eleganti, perché sennò questo mondo al contrario sarebbe ancora più al contrario di quanto già lo sia. Beh, quindi abbiamo capito che nel mondo ideale di Matteo Gazzola, ispirato a un paese non molto democratico, finiremmo in cella in un gulag praticamente insieme, io, te caro cugino, e la dottoressa Franci Le Piriota. Franci Le Piriota, che cosa ha fatto Franci Le Piriota? Cosa ha fatto? In classico stile del ventennio, insomma, per aizzare un po' questo movimento pro-PAL che, diciamolo, ormai ha tolto la maschera, lo ha sempre fatto, ricordiamolo, per i movimenti di estrema destra e quelli veri, come Forza Nuova o Casa Pound, non c'è mai stato dubbio o ambiguità, cioè loro sono sempre stati filo palestinesi, per loro ogni compagno, ogni palestinese era un camerata, quindi non credo che fosse proprio così, però per loro ci sono pure dei loro striscioni dove per loro ogni palestinese è un camerata, quindi lei è un camerata. Beh, ma io lui non è sono afgano, un palestinese, quindi, io sono esatto, afgano, quindi non rientro in quella fascia. Lui sta al massimo nel movimento teologico islamico, quindi non... Tra l'altro noi in Medio Oriente ci odiamo a priori un po' tutti, quindi... Esatto, anche tra di voi, quindi... Sì, cioè tra Israele i paesi stan vi fa abbiamo... un favore, sì, abbastanza, cioè che vi convoglia qualcuno da odiare. Sì, diciamo che ci rende un po' più uniti, però cioè, di base tra i paesi stan ci diamo un po' tutti, ci facciamo un po' la guerra da una vita. Esatto. E no, appunto, nel più puro stile fascista, la dottoressa Epiriota condanno la violenza, che sia di monito per i giornali. Cioè, questa è veramente una frase agghiacciante da ventennio. E dopo le polemiche ha risposto: mi criticano perché faccio paura.
Beh, io sinceramente paura ne ho di chi giustifica un attacco a un giornale, quindi un attacco alla libertà di stampa, qualsiasi sia il giornale. Cioè, voglio qui dirlo pubblicamente e fare uno statement da parte dei Barbari Eleganti, che sia come appunto è venuto alla stampa, giornali diciamo più vicini alla nostra area come possono essere Libero, Il Giornale e così via, o a giornali diciamo che con cui abbiamo delle divergenze ideologiche anche come Repubblica, l'Espresso, anche il direttore di Repubblica. Repubblica è stato ferocemente contestato. Esatto, e l'ottimo Molinari, direttore gli avevano di... impedito di parlare all'università, tra l'altro. Esatto, ma come lo hanno fatto ancora con Carlo Calenda? Secondo me sono sempre quelli, sono sempre loro alla fine. Gira che ti rigira, sono sempre loro. E veramente quello che mi crea un fastidio, cioè è l'ipocrisia di queste persone, perché, premessa, per quanto io sia più la persona più lontana possibile dal fascismo, però vedere ogni volta che c'è la commemorazione ad esempio di Sergio Ramelli, sì, e c'è quella ridicola saluto del presente, che per me è ridicola, va bene, è un folklore loro di chi sta a destra, dei neri. No, vabbè, adesso... Però rimane comunque un qualcosa di... che rimane nella cerchia di poche persone, e c'è sempre l'allarmismo per l'avanzata del fascismo in Italia, il ritorno degli estremisti, e davanti ad atti veramente fascisti c'è il silenzio più totale da una certa parte politica. I Pro-Pal sono vicino ai fascisti storicamente da sempre, lo hanno dimostrato ancora una volta, e cari amici che vi definite di sinistra, se sostenete questa parte qui siete vicini ai fascisti. Non è che lo stiamo dicendo noi, è la realtà dei fatti. Mi sembra ragionevole. Signor Talebano, un commento prima di andare con la canzone? Ma cosa dovrei dire? Cioè, è una situazione che parla da sola. La dottoressa Albanese, come sempre, ci incute tantissima paura. Ci stiamo cagando sotto. Come direbbe Dexter e Sugar, come direbbero. No, beh, non c'è nulla da dire. Ennesimo problema che creano i Pro-Pal. Il discorso di Vittorio regge. Diciamo sempre le stesse cose alla fine. L'unica cosa di nuova che voglio dire è che la sinistra non si dissocia banalmente, perché criticare le uniche persone che ti votano vorrebbe dire perdere i loro voti. Beh, sì. E quindi questo qua è l'unico motivo per cui continuiamo a vedere. Sì, che poi certi esponenti del PD si sono anche dissociati da questa cosa, a onor di cronaca, va detto. Però non stiamo parlando di quella parte, stiamo parlando di una parte un po' più estrema, di area, di quella che potremmo definire Alleanza Verdi-Sinistra, ecco. Sì, vabbè, però conta anche la tessera del partito che rappresenti. Certo. Se metà dice sì e metà dice no, quello che fa per ora risuonare un po' tutto è la metà che dice sì. Benissimo, allora adesso dobbiamo andare con la prima canzone, i Maiden con la fantastica From Here to Eternity. She fell in love with this crazy machine. She leaned on the one which can't start clean. She'd never seen the beast before, but she didn't want it. When she was walking on down the road, she heard the sound that made her heart explode. He whispered to her to get on the back. I'll take you on a ride from here to eternity. Hell ain't a bad place. Hell is from here to eternity. Hell ain't a bad place. Hell is from here to eternity. She must be having one of those crazy dreams. She'd never sat on a piece so mean. It made her feel like she's on cloud nine. She even thought she'd heard the engine sigh. But like all dreams that come to an end, they took a tumble at the devil's bed. The beast and Charlemagne were two of a kind. They'd always take the line from here to eternity. Hell ain't a bad place. Hell is from here to eternity. Hell ain't a bad place. Hell is from here to eternity.
As from here to eternity. Gentlemen, start your engines. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo i fantastici Iron Maiden con la fantastica From Here to Eternity. Ci dicono dalla regia che abbiamo delle chiamate. Vai con la prima. Buonasera. Buonasera. Brondo? Sì, buonasera. Brondo, chi è? Come chi è? Ha chiamato lei? Ha chiamato lei, chi deve essere? Ah, giusto, sono Ahmed da Palestina. È tornato a me da Palestina. Quando ho sentito quel brondo mi puzzava un po'. La stampa? Ma per favore, regia, ma possiamo buttare giù questo... Non buttiamolo giù. Questo falso, questo... No. A me da Palestina, che piacere risentirla. Tanto così dalla Palestina libera. Ma no, ma non è vero, ma cosa sta dicendo? Cosa vuoi farla? Nel salone della stampa? Meglio che niente. Cioè, quindi lo nuovo stato di Palestina sarà il Leoncavallo? Vittorio Le Donne che si definisce fascista perché i comunisti assaltano la stampa. Ma non hai capito un cazzo del discorso che ho fatto, allora? Sei un deficiente? Io riassumo tutta la pappardella che hai fatto inutile, la riassumo con Vittorio Le Donne, 2 punti, io sono un fascista. Ma non è vero. Ma tu sarai querelato per quello che hai appena detto, sappilo, sarai querelato. Di tutta la pappardella del cavolo che hai fatto. Regia, vi chiedo di registrare questa parte perché questa persona verrà portata in tribunale, da questa parte specifica. Scogna, ricordiamo che in realtà abbiamo il virgolettato tuo della missione in diretta radiofonica. Non ho mai detto di chiamarmi come mi hai chiamato, quindi continuiamo così. Comunque, fratello Ahmed, ma sabato possiamo venirti a trovare? Sì, certo. Ma lei lo sa che sabato io, il cui presente il signor Talebano e un altro certo Scognamiglio verremo dalle sue parti, nelle sue terre? Terre meravigliose. Sabato arriverà finalmente il riconoscimento dello Stato di Palestina. Io non credo che succederà questo sabato. Semmai ci saranno 3 idioti che si appresteranno a visitare il Parlamento più bello del mondo. Esatto. 3. Il Parlamento più genocida 2, uno non verrà fatto entrare. Detto. Adesso non possiamo più entrarci. Bravo, complimenti. No, ma complimenti. Bravo. Cioè, complimenti. Guarda, io spero che il governo di Israele lo trovi questa registrazione, la trovi questa chiamata. Farò in modo che trovi. venga trovata, diverso. Così quando arriviamo lì ai controlli, le la trovano. Se ci sono dei sionisti all'ascolto, salvatevi questa registrazione e mandatela al governo di... non di Tel Aviv, di Gerusalemme, perché chiaramente è quella la capitale dello Stato di Israele. Marco Rubeo e il signor Talebano si dissociano da queste parole. Incriminate lui. Comunque posso dire che il Talebano si dissocia da queste parole un po', però stona. Vabbè, ma un pochino sì. Ma perché tu non lo sai, ma in realtà il Talebano, noi vi diamo qui una notizia in esclusiva: il dottor Talebano ha lavorato in maniera veramente certosina per permettere all'Afghanistan di firmare gli accordi di Abramo promulgati dal governo americano. Modestamente. Quale governo americano? Non serve ricordarlo. Quale? Sì, però non mi hanno dato nessun Nobel a me, anche se l'ho richiesto. Non ha fatto molto rumore. Il governo che più ha adorato nella storia il sesso orale, soprattutto con altri presidenti, immagino. Quello, non ti racconterò cosa facevano nella sala. Comunque, noi ringraziamo... Non raccontarlo perché siamo in fascia protetta. Comunque il mio intervento era giusto per prendere questo virgolettato di Vittorio Le Donne, ovvero
ripetiamolo per chi non l'avesse capito, Vittorio Le Donne, 2 punti, io sono un fascista, Sì. per dire quanto faccia ridere. Va bene, va bene. Ma lei si prepari perché io la querelerò e le porterò via anche i peli che gli rimangono nel naso. No, Ecco, benissimo, nel naso, benissimo. bravo. Direi di salutare Scogna e se c'è ancora l'ascoltatore di andare con la seconda chiamata. Buonasera. Buonasera, sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Buonasera Riccardo, che piacere. Ci dica Allora, tutto. niente, io chiamo come sempre per dire che ho letto la notizia sul fatto che ci risarà, cioè hanno rifatto la legge di nuovo sulla leva militare che è diventata di nuovo obbligatoria. Ma questo dove? No, non in Italia. l'avevo letto, non ricordo su quale social, però avevo letto che la leva militare ritorna obbligatoria. Beh, forse, forse in Francia. Ma L'avrà letto su Twitter, immagino, come tutto. Sì, no, ma questo in Italia. Però la cosa di cui che a me mi fa arrabbiare molto è il fatto che questa leva militare ritornerà obbligatoria per mandare i nostri giovani connazionali a combattere in Russia, oppure se riscopperà un'altra volta la guerra in Palestina, oppure per un attimo per rimettere la disciplina, perché su questa cosa ho un po' dei dubbi, come ho anche dei dubbi su altre cose, carissimi amici barbari eleganti. Tipo? Perché ora è arrivato il momento che tutti stavate aspettando. Cioè, voi mi avete domandato scorse volte del suo movimento, certo. Che quando è questo momento clamoroso il quale lei citerà il nome di questo movimento. Esatto. Preparatevi tutti perché il giorno è arrivato. Quest'oggi vi posso dire. Non ci credo. Il movimento si chiama giorno. Italia No, perché al momento sono 3 punti fondamentali. Italia No? Italia No. Ok. Fermo. Possiamo annunciare in diretta il movimento del signor Riccardo che, come ha detto, si chiama Italia No. Presente, Italia spero, No. a tutte le prossime elezioni, le prossime tornate elettorali. Ci dica i suoi punti. Allora, per il momento sono 3 punti. Sì. Attenzione perché possono diventare più di 3 punti fondamentali. Speriamo. Adesso stiamo studiando su 3 punti fondamentali. Vada pure. Il primo punto fondamentale, no al riarmo. No al riarmo, ok. Ok, perché noi siamo contrari alle guerre, quindi certo. Quindi siamo contrari a fornire le armi all'Ucraina per combattere questa guerra sanguinosa. E anche a Israele, direi. E anche a Israele, giustamente. Bene. Poi Secondo punto? Secondo punto, non ha il ticket in ospedale. Ci sono delle famiglie. Ok. Ci sono delle famiglie che non possono arrivare a fine mese. Sì. E praticamente non possono permettersi di pagare soldi, una cifra costante. Certo. Quindi sanità pubblica è gratuita per tutti, riassumo. È una cosa gratuita per tutti. Certo. Cioè la sanità deve essere gratuita per tutti. Bene, terzo punto? Il terzo punto è cioè praticamente sono 2 punti fondamentali che possono essere racchiusi in uno. Ok. Cioè praticamente il dimezzamento dei vitalizi e poi eliminiamo questi senatori a vita, perché certe volte questi senatori questi politici, iniziamo da un punto base, diciamo i consigli comunali, quelli provinciali, quelli regionali, addirittura possiamo arrivare anche al Consiglio europeo. Queste persone non sono mai, fanno un dotto di assenza e prendono fior di milioni per non fare niente, per non fare nulla. È vero. Come dicevo prima, non ci sono persone che non arrivano a fine mese, quando praticamente uno stipendio di una persona potrebbe essere
1.000-2.000 euro facciamo caso di un operaio, prende 2.000 euro, se li prende. Speriamo. E questi signori ne prendono, possono prendere a moltiplicazione. Sì, beh, non nei consigli comunali, ma in quelli regionali e in Parlamento, sì. Ma diciamo anche in quelli nazionali, questi senatori a vita che non servono a nulla, come Napolitano, Presidente della Repubblica. No, però il Presidente Napolitano è venuto a mancare 2 anni fa. È stato senatore a vita. Sì, beh, come ogni ex Presidente della Repubblica. Si chiamano senatori di diritto a vita, gli ex dobbiamo dimezzare questi senatori a vita. Napolitano, scusate. Ma è morto, cioè non lo possiamo dimezzare. Il biglietto del treno. Ma ci rendiamo conto? E questo è vero, però. Diciamo uno come Mario Monti, cioè proprio stufato, no, signori Monti? Ma diciamo perché praticamente ci sono stati 10 anni di governi dalla sinistra non votata dal popolo italiano. Ha ragione. Ok, quindi riassumiamo. Allora, prima di salutarci per andare con la canzone, riassumiamo. Il signor Riccardo dalla provincia di Frosinone lancia ufficialmente qua ai Barbari Eleganti il movimento politico Italia No. 3 no. No allora, no alle armi, no all'invio di armi, no ai ticket e soprattutto sprechi della politica. Bene, la ringrazio. Ora purtroppo ci dobbiamo salutare perché dobbiamo andare con la seconda. Grazie, ci richiami vuole. Buona serata e ci risentiremo. Grazie mille, in bocca al lupo per il suo movimento politico. Ora andiamo con Tim Curry, diciamo, dalla colonna sonora del bellissimo Rocky Horror Picture Show con... Si chiama, cugino? Sweet Transvestite. I jingle. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente. Mercoledì dalle ore 15. Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Sera signorina, kiss me goodnight. In Europa e in tutto la libertà di espressione è minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Novo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. How'd you do, see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy.
Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo Tim Curry con la bellissima Sweet Transvestite. E soprattutto che puntata che vi stiamo regalando, cioè quale altra trasmissione radiofonica vi regala la nascita di nuovi movimenti in diretta e in esclusiva? Per fortuna nessuna a parte noi. Esclusiva. Per fortuna nessuna a parte noi. Esattamente. Comunque cugino, è una notizia bellissima. Questa è un'altra notizia meravigliosa. Questa notizia in realtà arriva da settimana scorsa, non abbiamo fatto in tempo a darla settimana scorsa, ma è fondamentale darla in questa puntata perché è talmente bella che i Barbari Eleganti non si possono privare di questa notizia. Progettavano di invadere un'isola, sterminare gli uomini e rendere schiave sessuali le donne. Arrestati. 2 giovani texani, secondo le autorità americane, avevano messo a punto un progetto organizzato nei dettagli per occupare l'isola haitiana di Gonave, preparando armi e reclutando complici. Diciamo che è quello che chi non ci ha mai pensato? Esatto, diciamo, in un sabato sera tra amici al bar davanti a una birra, chi non ha mai pensato di progettare una roba del genere? Lei onestamente non ho una mente così malata da poter pensare una cosa del genere. Cugino, ma il qui presente signor Talebano, cioè c'era già uno stato conquistato da cui attingere a certe cose, quindi... Ma poi io ho anche molteplici mogli, quindi non cosa me ne farei di altre? Ovviamente tutte segregate in casa. Mi partirebbero troppi soldi così. I protagonisti di questo di questa tragedia, uno di 21 anni e 2 di 20 anni, uno di 21 anni e uno di 20 anni, questi 2 giovani texani, quindi 2 persone più giovani di noi, addirittura arrestati e incriminati dalla Procura federale degli Stati Uniti con l'accusa di pianificazione e invasione dell'isola haitiana di Gonave con un progetto estremamente violento. Secondo le autorità, i 2 avrebbero elaborato per mesi un piano dettagliato che prevedeva l'eliminazione sistematica di tutti gli uomini presenti sull'isola e la riduzione in schiavitù sessuale di donne e minori. Le informazioni raccolte nel corso delle indagini delineano uno scenario complesso fatto di addestramento militare, acquisto di armi e munizioni, lezioni di lingua creola e tentativi di reclutare individui vulnerabili negli Stati Uniti. Cioè, queste non sono delle chiacchiere tra amici, questo è un progetto vero e proprio, cugino, è terrificante. Esatto, cioè mi ricorda un'idea di... reclercito di bambini soldato attraverso la GPA, ovviamente, scherzi a parte. Direi che sono veramente che dimostrano le due differenze dei 2 mondi, insomma, da serate di bevute con birra con gli amici, qui a Milano nascono i Barbari Eleganti. Lì in Texas nascono piani di invasione per conquistare isole del Mar dei Caraibi e portare avanti una pulizia etnica della popolazione volevano maschile. esportare un po' di democrazia come si fa da sempre in America.
No, beh, io sinceramente però devo essere sincero, apprezzo molto lo sforzo e il genio di queste persone, perché alla Dici fine... c'è un metodo, perché noi siamo una generazione che da sempre ci viene detto che non abbiamo voglia di fare niente, che siamo sempre sdraiati sul divano a non fare nulla, che siamo sfaticati. E invece vedi, la verità è che noi non proviamo soddisfazione nel fare le piccole cose, sogniamo molto in grande. Ed è quello che probabilmente anche ci frega. Sognavano troppo di imitare le gesta di Cortez, Però avevano dei un sogno. conquistadores Possiamo spagnoli. dire che avevano un sogno. Avere sogni. Avere sogni. Beh, un sogno un po', forse un po' esagerato, è un po'... Certo. Un po' troppo, come dire, genocidiario. Come lo definisce qualcuno, sicuramente Franci Lepì, com'è? Beh, appunto dovremmo chiederlo a Franci Lepiriota. Franci Lepiriota sicuramente lo definirebbe così. Direbbe che è da condannare, ma è giustificabile. Giusto. Allora, andiamo in Regione Campania, nella splendida Regione Campania. Cosa è successo? È successa una cosa, ormai anche questa qui c'è più di una settimana, però andava data, perché quando leggi delle notizie del genere, magari in una puntata non ce la fai a dare, te le devi tenere per la puntata dopo, perché sono talmente interessanti che... Come si fa a non divulgare culturalmente certe cose che alla fine sono un po', le definirei abbastanza sociologiche. Allora, parcheggiatore abusivo a Largo Tarsia, scoppia lo scandalo, ma poi si scopre un dipendente della regione Campania. Il blitz del deputato Borrelli nel cuore di Napoli. Un dipendente pubblico pagato dai cittadini gestisce l'illegalità. È la resa dello Stato alla camorra. Pretendiamo licenziamento immediato. Ora, senza entrare nel dettaglio della notizia, signor Talebano, se lei pensa a tutto il problema dei parcheggiatori abusivi che ci sono in Campania, le verrebbe mai in mente che questi potrebbero essere dei dipendenti pubblici addirittura della regione? No, cioè perché in realtà sì. Ogni tanto io, scusi se la interrompo, ho sentito delle giustificazioni, non mi ricordo da chi, poi magari ci possiamo informare, dicendo però poverini sono dei padri di famiglia, dovranno arrotondare in qualche modo, anche se vanno i parcheggiatori abusivi, diamoglielo questo euro per parcheggiare. E invece si scopre che in questo caso era un dipendente della regione Campania. Allora, la risposta è non me lo aspetterei, però in realtà sì, sotto sotto ci pensi. Penso che la cosa più stupida in realtà sia la dichiarazione di Borrelli che dice pretendiamo licenziamento immediato, cioè quasi come se lui si dovesse dimettere per quello che ha fatto. Esatto. Aspettiamo le istituzioni che facciano il loro corso. È una notizia che si commenta da sola, cioè che cosa dovrei dire? Che dico la verità. Sì. Comunque gli vanno fatti i complimenti, perché comunque sarà pieno di lavoro in Regione Campania e gli stipendi così bassi che ci sono lo obbligano a fare un secondo lavoro. Ah, un po' come il discorso del lavoro povero del reddito di cittadinanza, cioè anche se lavori comunque ti va riconosciuto diamo questo un aumento plus a queste persone perché lavorano tantissimo e non riescono ad arrivare a fine mese. Così dandogli un aumento eviteranno di essere costretti ad andare a fare i parcheggiatori abusivi. Esattamente. Vedi, loro non hanno il tempo come qua al nord i dipendenti comunali di andare al bar mentre timbrano il badge, un po' come loro addirittura nel tempo di lavoro. Nel tempo di lavoro sono obbligati a fare due lavori. Lui nel frattempo che lì a chiedere i 2 euro a piacere, nel frattempo magari è lì col timbro che continua a timbrare le carte, a firmare, a leggere, a fare i meeting. È anche bello dello smart work tutto questo. Cugino? Beh, allora sicuramente un lato positivo lo si può trovare nel fatto che si paga certamente di meno da quello che abbiamo pagato noi a Milano per parcheggiare una macchina, per quanto quello credo fosse un'attività legale comunque. Speriamo. Anche questa. Più o meno, circa. D'altro canto, cosa dire? Cioè, di questi luoghi non è che ne conosco molto le usanze, le tradizioni. Certamente apprezzo lo spirito imprenditoriale, certamente quello di arrotondare e inventarsi una nuova attività, quello lì certamente. La creatività, ecco, nella ridente città di Napoli va riconosciuta, non si può non negare. Benissimo, ci dicono dalla regia che abbiamo una chiamata. Buonasera. Sì, buonasera, sono Paolo. Buonasera Paolo. Io
telefono in merito al sistema di riscossione dell'Agenzia delle Entrate, riscossione per quanto riguarda il pagamento delle tasse. Sì. Se posso parlare? Beh, prego, parli. No, continuano ad arrivare delle cartelle in maniera dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che non sono per nulla chiare, perché citano ad esempio le modalità di ricorso, tutto quanto, meno che l'oggetto di a che cosa si riferisce. Sì. A cartella mettono un loro numero e sono convinti di comunicare che le persone possono capire. In realtà se sono roba magari vecchia che uno ha trascurato per 2 o 3 anni, se mi metti la data senza sapere di che cosa si tratta, diventa un problema. Poi non si capisce, non si può mandare nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate o riscossione, perché chi se ne occupa bisogna chiedere ad esempio al comune se è l'IMU, alla regione se è il bollo. Mi perdoni se la interrompo un secondo, però dato che mi sembra che il suo è un problema abbastanza serio e noi siamo abbastanza delle teste di cazzo, Ocio, cade pure in diretta. No, le volevo consigliare di rivolgersi a giovedì. C'è una trasmissione dove ci sono degli avvocati professionisti, dove appunto può chiedere per... Diciamo che non siamo la trasmissione più opportuna per fare questo tipo di segnalazioni. Va bene. Ecco. Però il discorso è questo, sollecitare, anche perché se non togliamo la burocrazia... No, certamente, sono d'accordo, perché anch'io ho ricevuto ultimamente delle vecchie cartelle, quindi so qual è il problema. Cugino, chissà come mai. Però appunto se ha veramente un problema, anche per lei, se può aiutarlo a risolvere... se chiama al programma L'Avvocato Risponde, sicuramente le sapranno dare una mano, certamente, su questa questione. Grazie, è stato gentilissimo. Ma si figuri. Per radio. Grazie mille, grazie. Allora, cartelle esattoriali a parte. La clip di sta settimana l'abbiamo trovata. Allora, cartelle esattoriali a parte, andiamo con un'altra notizia che è di questa settimana, invece non è vecchia, ma anche questa qui, quando l'abbiamo letta, abbiamo detto tutti e tre, dobbiamo assolutamente parlarne. Ragazza si addormenta. Il fidanzato le solleva le palpebre e trasferisce 21.000 euro con il riconoscimento facciale dal conto corrente. Meraviglioso. Un geniale trucchetto per rubare soldi alla compagna. Un uomo ha rubato 21.000 euro alla sua fidanzata, lo ha fatto mentre dormiva dopo averle dato alcune gocce soporifere. Quindi, è proprio una cosa organizzata, un piano diabolico. Prima ha usato le sue impronte digitali per sbloccare il cellulare, poi le ha sollevato le palpebre per attivare il riconoscimento facciale. Il colpevole è stato presto scoperto, arrestato e condannato a 3 anni e mezzo di prigione. Ma ragazzi, ma è un piano diabolico, ma veramente, ma qualcuno alla propria fidanzata, questo tra l'altro è successo a Nanning in Cina, un 28enne, ma è incredibile, è una cosa che ti aspetti da un ladro che si mette a drogare una persona a caso e le fa una cosa del genere, ma non uno con la propria fidanzata. Signor Talebano non crede che ormai il mondo delle coppie, soprattutto della Gen Z, sia totalmente fuori controllo? Credo che sia un mondo al contrario, forse ha ragione Gazzola. No, mi sembra abbastanza surreale come cosa, anche perché 21.000 euro non sono... Ma scusi, ma come ha fatto a fare un bonifico istantaneo da 21.000 euro senza essere rintracciato? Ma non è possibile questa cosa. In Cina a quanto pare si può fare. Non è possibile. E poi io mi auguro che questa persona abbia fatto il grande colpo con scasso e se ne sia scappato. Ma poi, per quale motivo 21.000 euro? Presumo penso che fosse il saldo totale. Ma a questo punto, trovati una ragazza molto più ricca e prova a fottergli 200.000 euro. Cos'è questa? Questa è una cosa da pezzenti. Dai, se devi rischiare di andare in galera, fallo per 100.000 euro, non farlo per 20.000 euro. Dai, non valgono 3 anni della tua vita. Citando il bellissimo film Il principe cerca moglie, ma a questo punto fai 1 milione. Se proprio devi... Arrotondiamo, sogniamo in grande, un po' come i ragazzi americani. Non credo nemmeno che li facciano certi bonifici le banche. Ma tu conosci il sistema bancario cinese, cugino? Assolutamente no. Per fortuna no. Ecco, quindi meno 30.000 social credit per te, caro cugino. Chiedo umilmente scusa.
E comunque fatemi dire, cioè, veramente questo poi per 21.000 euro esattamente, cioè, sei abbastanza un pezzente, cioè, a Milano 21.000 euro non ci compri manco, non lo so, una piccola stanzettina, non ci compri neanche un garage, ma neanche, a Senago non lo compri un garage, figurati a Milano. Cugino, sempre parlando di Cina, cosa c'era da quel Stato paese più democratico così... del mondo, ricordo. Ma rimaniamo in Cina, una puntata dedicata alla Cina. In Cina i disoccupati affittano finti uffici per fingere di lavorare. Cioè, è il processo al contrario di quello che abbiamo sempre visto in Italia. Si stanno è incredibile. napolizzando. No, non diciamo così, che poi ci chiamano da certe zone d'Italia per insultarci. In Cina spopola il fenomeno dei fake office, scrivanie vere, capi finti e una routine da impiegati immaginari. Cioè, il servizio costa tra 30 e 50 yen al giorno e offre spazi attrezzati come veri uffici. Ci sono persino capi finti e riunioni simulati per creare l'atmosfera lavorativa. L'obiettivo è evitare lo stigma sociale legato alla disoccupazione giovanili. Le opinioni si dividono tra chi vede un supporto psicologico e chi parla di truffa emotiva. Ragazzi, posso dirlo? Siamo una generazione di falliti. Ma stai scherzando, cugino? Finalmente abbiamo trovato la chiave per smentire tutti quelli che ci diranno cercatevi un lavoro e che siamo dei pezzenti che non fanno nulla. Quando ce lo chiederanno di nuovo andremo lì, faremo qualche 2 o 3 foto per far vedere che facciamo finta di lavorare e le sbattiamo sui social per far vedere che anche noi lavoriamo. Abbiamo svoltato. Secondo me è un incentivo, perché tu in questo momento stai pagando per farti urlare addosso, fare orari indecenti, magari non avere neanche dei diritti contrattuali. Quindi ti fa buttare giù il boccone, dici vado a fare lo stagista, a fare 40 ore a settimana per 400 euro. Ti viene voglia di farlo, perché qua devi pagare invece. Quindi in realtà è un'idea geniale. Ringraziamo sempre i paesi più democratici del mondo, che è la Cina, ti ricordo, caro cugino Vittorio. Of course. Più 30.000 social credit. Beh, chiaramente. E trovo che sia un'idea meravigliosa. Ragazzi, siamo una generazione di falliti. Siamo una generazione incredibile. Una generazione che addirittura arriva a crearsi gli uffici finti per combattere l'ansia sociale di essere disoccupati. Ma veramente, cioè, mi sembra un po' come quelli... Sapete che adesso va di moda il non usare l'ombrello? Perché è considerato cringe e c'è lo stigma sociale che se piove poco e utilizzi l'ombrello ti vedono come uno sfigato. Ma chi è che pensa una cosa del genere? Te lo giuro. Ma probabilmente da te, da dove studi te, che non farò noi per essere querelato. Ma no. Avete questi problemi. No, noi nel mondo normale. No, non te ce lo giuro. abbiamo. Ho visto dei video su TikTok di ragazze che ne parlavano e nei commenti è vero, io conosco un sacco di gente che non porta l'ombrello perché lo trova cringe. Sempre per queste questioni qui di ansia sociale. 3 lettere. Inizia con la T, finisce con la O. Vogliamo giocare all'impiccato? No, non volete indovinare? No. Io consiglio sinceramente. No. Comunque io farei notare al nostro pubblico che queste qui sono veramente le dichiarazioni di una persona come il qui presente cugino Marco Rubeo, che da non solo signorino della Cattolica ma anche borghesotto napoletano, che non si pone questi problemi perché tanto ha la rendita di almeno 7 appartamenti, 4 ville, che gli permetterà di non lavorare mai un giorno della sua vita. Ma questo sì, ma non per quello. E critica invece chi non trovandosi nella sua posizione di privilegio soffre di ansia per questioni veramente serie, cioè di non riuscire a trovare un lavoro. Io dico banalmente che ne è geniale perché in Italia quei soldi sarebbero stati spesi inutilmente, ti avrebbero incentivato a stare a casa a non fare probabilmente niente, su OnlyFans ti avrebbero incentivato a stare a casa a non fare niente, a posti trovarti un lavoro, invece lì ti stimolano a dire supera questa cosa così che riuscirai a trovare un lavoro. Ecco perché sono uno stato efficiente. Stato efficiente no, però stato efficiente. Però si vede qui veramente la mancanza di tatto e di tocco che ha il cugino Marco dall'altezza della sua... Cioè ti crei l'ufficio finto per paura dell'ansia sociale di essere disoccupato. Ma si vede proprio. Io vedo signori, gente, ho conosciuto gente che non chiama per una pizza.
Vedi, è questa cosa qua che intendo, è questa cosa qua. Sì, ma Marco, non è ansia sociale. Ha paura, ripeto, tre lettere, inizia con la T e finisce con la O. Si cringia a fare tutto. Serve questo. È incredibile, è la stessa generazione che non mette né post né storie su Instagram, che vedi i loro profili Instagram sono vuoti, non hanno niente perché si cringiano a fare tutto. È una generazione ansiosa. Non te lo fai il social. Hai paura di chiamare la pizzeria. Non la prendi la pizza. Prima o poi imparerai. No. Cioè, no. se una cosa, cioè, se poi a criticare sono gli stronzi come il sottoscritto che quando mio fratello chiama per prendere la pizza poi lo prende per il culo ogni volta perché dice di chiamare perché vuole prendere delle pizze e arriva la solita battuta: no, allora cosa chiami, per prendere il lavandino? E poi ti credo che magari un po' di ansietta viene a sti poveri cristi. Che un giorno hai paura davvero di ordinare un lavandino. L'ansia sociale della Gen Z, possiamo dirlo, è colpa di Vittorio Le Donne, lo abbiamo letto. Ma sì, anche per ormai io non appartengo a quella generazione, quindi... sono millennial, quindi cosa te ne frega? A parte il fatto che non ho mai capito queste distinzioni, cioè per me sono delle minchiate assurde. La verità è che dai 18 anni in su siamo tutti boomer ormai. È la verità. È vero, quella è una grande verità, assolutamente. Il punto è questo, cioè il vero problema qui è il cugino Marco che dall'alto del suo essere un borghesotto napoletano sminuisce i problemi delle giovani generazioni, e questo lì si vede, cioè insomma uno che deve affittare 3 appartamenti a Posillipo, insomma è facile delegare all'ufficio stampa a ordinare una pizza, facile. Fallo tu, vediamo se hai le palle di farlo. No, io la pizza non chiamo per ordinarla, io la ordino direttamente su Deliveroo perché ho Deliveroo Plus e quindi non stiamo facendo pubblicità, nessuno ci ha pagato. No, ovviamente no. Scusa, ringraziamo la redazione per favore. Scusa, ordino da sport 2 giorni alla settimana, secondo te calcola due mance 2 giorni a settimana per 52 settimane all'anno. Ma tanti soldi non sono tuoi, ma vabbè, quindi che te ne frega. Però scusa, dai, cioè alla fine ti esce un altro abbonamento streaming solamente di mance. Deliveroo non ci sta pagando, non è pubblicità quella che sto facendo, però no, io la ordino direttamente da lì. È ovvio che nemmeno io ho sbatti di chiamare la pizzeria, per questo lo faccio fare da un'app. Lui punta il dito e dopo nasconde la mano e dice di essere come gli altri, anzi peggio ancora. Io non ho Signori, parole. dobbiamo davvero. salutare che è tardissimo. Allora, settimana prossima non ci vediamo perché è l'Immacolata e anche perché noi siamo nello Stato di Israele. No, non è ancora detto. Non è ancora ufficiale. E quindi nel caso, se saremo ancora vivi, ci vediamo la settimana dopo, ci vediamo il 15, signor Talebano? Beh, penso che ci saranno i nostri funerali in diretta su Radio Libertà. Sarebbe un grande intrattenimento. Beh, nel caso ci sarà solo il cugino Vittorio. Vabbè, ma io ovviamente perché voi, ma perché ovviamente, ma questi qui che parlano tanto di criticare la nuova Gen Z non c'hanno mai voglia, si prendono vacanze, non hanno voglia di fare un cazzo, mentre loro saranno in vacanza. Io invece sarò ancora in sella a portare avanti le mie trasmissioni, e Crossroads infatti ci sarà come sempre tutti i giovedì dalle 3:30 alle 4:30, perché la musica su Radio Libertà non muore mai e non si ferma mai. Vittorio, giovedì mi raccomando, con lutto al braccio ti vogliamo, sia chiaro. Ma il prossimo, dai. Giovedì prossimo. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, e dopo 3 anni ormai non ha neanche più senso dirlo, ma io per tradizione continuerò a dirlo. È parte della lore, cioè non puoi non dirlo. Siamo arrivati ai saluti, quindi cari amici, a settimana prossima, anzi no, a tra 2 settimane, e come sempre, viva i piedi!